La nuova manovra di Enrico Letta ha deluso, lo hanno dichiarato i commentatori più accreditati. Si tratta, hanno detto, di tanti piccoli interventi che si annullano tra di loro. Non è servito fare marcia indietro sui tagli alla sanità dopo l'alzata di scudi di Luca Zaia e di altri governatori delle regioni. Letta ha scontentato anche la CGIL, non c'è equità, ha bollato la manovra il sindacato, e la Confindustria l'ha definita un'aspirina. Il denaro che non si è recuperato nella sanità lo si è rastrellato tra i comuni che già boccheggiano. Nel 2014 dovranno fare a meno complessivamente di un altro miliardo di euro e per il comune di Venezia rispettare la legge di stabilità diventerà un'impresa impossibile e dunque dovranno recuperare fondi dalla nuova tassa, la Trise, che si divide in due componenti, la Tari e la Tasi. La prima è un'imposta per la gestione dei rifiuti urbani, corrisponde alla vecchia Tares, ma in più vi saranno i costi per lo smaltimento dei rifiuti. E più le famiglie saranno numerose, più pagheranno. La seconda, ossia la Tasi, servirà a finanziare i servizi comunali. La nuova Trise peserà in media con 366 euro a famiglia, in aumento rispetto al 2013 ai 281 euro spesi, ma in calo rispetto alla batosta di Monti nel 2012, pari a 450 euro. Altre risorse il governo le troverà mettendo in vendita immobili e intervenendo nel pubblico impiego, bloccando contratti e turnover. E per questo la UIL, che conta la maggioranza dei propri iscritti proprio nella pubblica amministrazione, ha annunciato lo sciopero. Si continuano a colpire i soliti, ha detto il segretario della UIL Angeletti, i meno abbienti. La ripresa, secondo gli economisti, non ci sarà e aumenterà il divario tra ricchi e poveri, mentre chi prende immeritatamente pensioni da capogiro continuerà a godersele.